Domenica l'esordio con il Latina, come si affronta questa nuova stagione agonistica, coach? In questo momento con grande curiosità, con grande desiderio di comprendere quella che sarà la reazione della squadra alla prima partita con qualcosa di importante in palio, a quello che è il clima del campionato, le tensioni del campionato, dopo le buone indicazioni che ci vengono dalla pre-season. Poi inizia una nuova avventura, inizia una nuova stagione con tutti i punti interrogativi, ma anche gli assoluti stimoli che questo comporta. Quali sono queste buone indicazioni che le arrivano? Un gruppo che lavora forte, che lavora con grande intensità, con grande attenzione, i giovani hanno voglia di affermarsi e di imparare in fretta, i giocatori più esperti hanno capito il ruolo assolutamente fondamentale che hanno di perni intorno ai quali tutto il sistema deve ruotare e dobbiamo giocare, quindi direi che sono indicazioni di un gruppo assolutamente già unito e già mentalizzato su quelle che sono le direttive e gli obiettivi finali di questa stagione. Sarà una stagione di rodaggio per la nuova Fortitudo, ma con quali obiettivi? Dove sperate di arrivare? Forse chissà anche playoff? Ma noi abbiamo l'idea assoluta che la prima cosa, la linea dalla quale non possiamo retrocedere è quella di garantire ad Agrigento anche in futuro la permanenza in Lega 2 ed è la prima cosa che è il primo input obbligatorio che dobbiamo porci tutti i giorni. Poi quando saremo stati capaci di ottenere questo primo step, questo primo risultato irrinunciabile, ci guarderemo intorno e cercheremo di capire se abbiamo le capacità e se abbiamo maturato la volontà di arrivare a qualcosa di più importante e di più piacevole, però ecco, non possiamo secondo me partire con l'assoluta necessità di fare qualcosa per la quale ancora dobbiamo dimostrare di essere all'altezza.